Sono qui con mister Mavona, allenatore in seconda della Super Giovane Castelbuono. Mister, oggi l'episodio che ha cambiato la gara ha agevolato i giochi per la Super Giovane Castelbuono, ma dove ancora si può migliorare? Ma oggi per noi era una partita molto delicata e molto difficile. Incontravamo una squadra ben messa in campo, una squadra che subiva pochi gol, era sesta come gol subiti, una squadra che aveva perso soltanto 3 volte fuori casa, addirittura aveva vinto anche a Favara, quindi sapevamo di incontrare una squadra che si faceva rispettare fuori casa e noi venivamo da 2 partite, da 2 sconfitte che potevano crearci anche qualche problema anche mentale. Abbiamo subito il gol, ma la squadra ha reagito subito, abbiamo trovato il pareggio, poi sì, l'episodio dell'espulsione ci ha dato una grande mano, ma la squadra era presente, sono convinto che ugualmente nel secondo tempo entravamo sempre con la stessa cattiveria agonistica e con la giusta motivazione per ribaltare la partita. Ha visto i risultati dagli altri campi? Qualcosina l'ho vista, noi continuiamo per la nostra strada, e puntiamo a fare più punti possibili, e non guardiamo sopra, non guardiamo sotto, pensiamo partita dopo partita e poi vedremo alla fine quello che ci sarà. Aver consolidato il quinto posto, quanta fiducia dà a questa squadra? Ma la fiducia al di là del quinto posto è proprio per il percorso che noi abbiamo fatto. Sembrava un po' smarrita dopo la finale di Coppa questo nostro percorso, però oggi l'abbiamo ripreso e speriamo e pensiamo di avere la forza e capacità di rimetterci subito nella strada giusta per dare soddisfazione a tutti i nostri tifosi, che salutiamo alla grande, perché sono veramente sempre calorosi e molti. Sono qui con Antonio Altieri, centrocampista Super Giovane Castelbuono. Oggi da subentrato hai trovato una doppietta personale che fa bene per il morale e fa bene naturalmente per questa squadra che vuole continuare a crescere. Sicuramente la cosa più importante oggi era ritrovare la vittoria, ce l'abbiamo fatta contro una squadra ostica e poi c'è la soddisfazione dei 2 gol che mancavano da tanto e sono felice di aver dato un contributo alla squadra e aver portato a casa i 3 punti. Una domanda personale, hai cominciato la tua avventura a Castelbuono partendo sempre titolare. Queste 2-3 panchine consecutive, secondo te ti hanno fatto crescere da questo punto di vista? Sì, sicuramente non ero al top 100% a livello fisico e il mister ha fatto delle scelte, le ho rispettate senza nessun tipo di problema, so che posso fare anche la differenza negli ultimi 10, 20, 30 minuti e quindi continuo così e mi sono a disposizione del mister e della squadra e dei miei compagni, della società, di tutti. Questa partita contro il Casteldaccia, il campo lo conosci, è un campo quasi in terra battuta. E tu già hai giocato con la Folgore Castelvetrano in campi di questo stampo. Come si affrontano queste partite in questi campi? All'andata con la Folgore ho giocato a Casteldaccia, ho pure segnato, quindi so più o meno come comportarmi anche su questi tipi di campo. Noi siamo una squadra molto tecnica, molto forte fisicamente. Sicuramente andremo lì e cercheremo in tutti i modi di portare a casa tutto il bottino.